Condizionata sul miglio, 5-6 anni al via, sono in 9, 1 Ermanno Jet, 2 Vita Risaia TRGF, 3 Ettore del Sauro, 4 Empirio, 5 Eti del Ronco, 6 Dell'Alba, seconda linea 7 Elton Francis, 8 Elegante Dan, 9 Ernest Inno. In chiusura Empirio, il più appoggiato numero 4 Carmine Pisquoglio in sediolo. La trattativa principale, Ettore del Sauro e Elegante Dan. Vediamo la partenza con la velocità di Ettore del Sauro che cerca di sopravanzare Vita Risaia TRGF, all'esterno veloce anche Eti del Ronco che poi sbaglia. Intanto insiste all'esterno numero 5 Ettore del Sauro Ronco, che però non passa, squalificato. 200 metri molto svelti, 14-1 e Vita Risaia intende correre al comando, respinge l'avversario che però insiste ancora dopo 300 metri di gara, primo parziale davvero al fulmicotone, non passa comunque Ettore del Sauro e Vita rientra e ora con la curva sicuramente Ettore del Sauro desiste. E i primi 400 però in 27-9 con in terza posizione Elegante Dan che precede Empirio. Completamento dei 600 in 43-2, sempre all'esterno Ettore del Sauro e Vita Risaia in vantaggio. A questo punto va per corsie interne Elegante Dan ed è Ernestino che avanza, mentre in terza ruota c'è la progressione di Empirio che viene però prontamente anticipato da Ernestino. Ernestino viene via in terza corsia, chilometro intanto che se n'è andato in 1.14.1, la quarta ruota di Empirio che costringe Ernestino a forzare i tempi. Ernestino prova ancora su Vita Risaia e in terza ruota c'è ancora Empirio, più indietro Elegante Dan che a sua volta sposta all'esterno, corsa molto movimentata con Empirio che cerca di mettere qualcosa davanti a Ernestino mentre si prepara anche Elegante Dan, completamento della curva conclusiva, ingresso in retta d'arrivo, Empirio in vantaggio. Numero Empirio 4, però si getta di Empirio, galoppo ed squalificato. è Elegante Dan che passa e nel finale domina l'allievo di Lorenzo Baldi, viene a vincere nettamente il secondo posto per Dell'Alba, mentre al terzo dovrebbe essere ancora Ernestino. Andiamo a rivedere le fasi finali, c'è un 36 a chiudere, 1.14.5, ritorna al successo Elegante Dan, corsa venuta sicuramente molto bene, ma Elegante Dan è in periodo davvero straordinario. Il secondo posto per il numero 6 Dell'Alba e al terzo finisce ancora Ernest Inno. Assegno dunque Elegante Dan, Lorenzo Baldi in sediolo e al training per conto della signora Pasqualina Castaldo.